Buonasera, voglio, e come sempre, sempre forza no, perché tutto il resto è monnezza sì che merda. Io non sto ancora a mo' e non ci credo. Tengono un diavolo per capire, marò, voglio. Ma come si fa? Come si fa a gettare una vittoria del genere? Ma come si fa? 2-0 vinciamo, dopo fatto una partita di fuoco. Abbiamo fatto primo tempo e metà del primo tempo abbiamo fatto una partita proprio di fuoco. Loro hanno giocato solo l'ultimo quarto d'ora perché hanno fatto un gol e ci hanno creduto. E poi che hanno fatto? Hanno pareggiato. Madonna, mamma mia, ma li preparato pure i limoni. Ridimmici la coppa, ma io sono come non riesco. Mannaggia patatusca. Un grande Napoli ve l'ho detto fino a un quarto d'ora dalla fine. Callejon a me non mi è piaciuto, andava sostituito molto molto prima e ne è stato proprio sostituito. Mertens è stato sostituito perché era stanco. Per me poteva continuare a giocare perché è entrato De Guzman e che ha trasuto a fare, voglio. Ma che ha trasuto a fare? Gabbiadini. Gabbiadini può entrare solo al posto di Amsic, al posto di Callejon non può trasì. No? Ma io a volte non capisco su Gabbiadini che ha trasuto quasi l'ultimo 10 minuti, manco pure. Ancora una volta abbiamo sprecato l'opportunità di avvicinarci alla Roma. Ma vaffanculo, va. Non ci voglio perdere, ma vaffanculo. E una volta domenica scorsa col Torino. E mo qua a Napoli con l'Inter. Sì, certo, abbiamo giocato, abbiamo fatto una partita proprio di fuoco, però l'ultimo quarto d'ora a fare giocare una squadra e addirittura a farci recuperare 2-0, ma io, questa è mancanza di esperienza e di non, diciamo, queste non riusciamo, come si dice, a gestire la partita e di tenerla in pugno, questo è il problema. Ci manca ancora chi lo pizzichi questa cosa qua, proprio questo, perché non si spiega, non si spiega, non mi guarda solo noi. L'Inter ha giocato l'ultimo quarto d'ora e ci ha castigato. 2-2. Certo, non abbiamo perso, però è lo stesso. Stiamo sempre a 4 punti dalla Roma. Mamma mia, quando vedi che si partita così, ma ci passa solo che la capo in due muro, solo che la capo in due muro. Vabbè, ci rifaremo la prossima volta, però queste o treno andava vita una volta passa, e noi è passato 2 volte, non so anche chi l'ha morto, è passato 2 volte. 2 volte non so anche chi l'ha morto e non abbiamo saputo pigliare, abbiamo perso sempre. Ma è mai possibile? I ridi per un giagno. Ma è mai possibile questo? È passato 2 volte sto treno, 2 volte abbiamo perso. Ma speriamo che passi la terza volta. Ma chi lo proverbio poi dice non c'è due senza tre. Speriamo che sul proverbio si sbaglia stavolta. Ma io adesso vi saluto perché tengo un diavolo per capire. Perché non si possono pareggiare queste partite, troppo fatte una partita di fuoco, non si può fare. Vabbè, no, voglio un bacio, è sempre e solo forza no, perché tutto il resto è sempre munezza a si chiamare, non guagna niente. Ciao belli e forza no.